Noi ci rivolgiamo agli elettori, saremo in gazebo in tanti punti in tutta la provincia di Treviso, non solo a Treviso città, con gazebi che chiederanno appunto, alla luce di una sintesi del programma esposta nei gazebi stessi, chiederanno il parere ai nostri elettori. Gazebi allestiti in tutto il Veneto, come nel resto dell'Italia, dalla Lega, per capire se i cittadini condividono o meno il programma di governo definito con il Movimento 5 Stelle. Un fine settimana intenso, peraltro già anticipato in alcune località come a Jesolo, dove i dati raccolti ieri danno un sostanziale consenso al piano di lavoro per il nuovo esecutivo, che lunedì dovrebbe partire ufficialmente con l'indicazione del Primo Ministro al Presidente della Repubblica. Ieri c'è stata la consultazione digitale tra gli iscritti del Movimento 5 Stelle, che si sono espressi al 94% per il sì al programma. Più popolare la scelta leghista dai gazebo. 250 in Veneto, con una cinquantina solo nel Trevigiano, operativi fino a domani senza alcuna esclusività. Potranno andare tutti a vedere, a firmare, oppure solo gli iscritti alla Lega? No, è rivolta agli elettori, non necessariamente agli iscritti. E voi cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo che, letto il programma, le persone secondo scienza e coscienza decidano. Sarà in fondo anche una verifica della base sull'accordo con i 5 Stelle, che ha fatto storcere il naso a molti leghisti e non solo, considerando le ultime dichiarazioni di Forza Italia. Una distanza tra partiti del centrodestra che però non dovrebbe avere effetti in chiave locale, sia su amministrazioni operative, partendo dalla regione, per arrivare a quelle al rinnovo come Treviso e Vicenza, solo per citare le più importanti. Insomma, un fine settimana importante non solo per il governo ma anche per i partiti e l'autonomia del Veneto, perché pare molti sottolineeranno come votino sì per l'accordo solo se porterà a breve al passaggio delle prime competenze da Roma a Venezia.